No, I'm not a writer. Okay. Andiamo al bar, sai che il tuo padrone ha sempre i bar strani. Parcheggio al bar. Fantasia, macchina eccezionale, le ragazze fanno grandi sogni, forse perché hanno ingenuità. Questo bar si chiama Chiesa di Sant'Odorico dell'Esie di Sant'Duri. In questo bel borghetto. Anche un bel campanile, non c'è più, lanzullato. Vabbè. Allora ragazzo, qua si fa scuro, io direi che ti saluto. Sì, anche cane pericoloso è venuto qua e voleva salutare anche lui. Ciao, alla prossima! Ah, guarda, un consiglio che ti do: siccome questo bellissimo tappo sgancio rapido dopo un po', quando hai la pressione dell'acqua alta, inizia a buttare fuori, allora io gli ho attaccato un tubo di gomma con due fascette bello stretto, in modo che tu puoi mettere anche l'acqua al massimo e lui butta direttamente proprio dentro la cisterna, hai capito? Così puoi fare il pieno a cannone, poi quando è proprio strapieno abbassi la pressione, no? Guarda. Non so se si vede, cane di faccia pericoloso che vuole pezzo di banana. Vuoi pezzo di banana? Anche tu, va bene. Ti piace banana? Guarda come la mangia, guarda che faccia. Ancora! Ok, studi scientifici da me condotti dimostrano che utilizzare una qualsiasi ricarica tramite la presa al 12 volt con l'accendisigari consuma molto di più rispetto a attaccare una presa 220 con l'inverter. Attento, io adesso sto consumando 3,1 mAh, no? E ho attaccato il Surface. Stacchiamo. Ma pensate, l'avevo preso proprio per fare il contrario. 004, perché ho anche ste lucette qua, se no mi fa anche meno. Adesso attacchiamo l'inverter con la ciabatta comandata che ha, oltre alla presa del Scarface, perdona le riprese ma è una cosa un po' così che facciamo, anche l'hub USB. Tac, eccola, attacchiamo il Surface e siamo 004 contro i 3,1. Porca miseria. Mi sono sempre chiesto come mai i video su YouTube della GoPro 4 sono strafighi, mi fanno sempre da cagare come risoluzione, qualità, dettagli. E intanto l'ho impostata a 4K, vediamo che succede. Poi vedo su YouTube gli altri partono sempre a 1080, io no. C'è adesso qualche impostazione. Ciao, no. Ciao amore, ciao. Madonna, che bella che sei. Sei bella, sì, con tante feste, lo so, io lo so. Sei così, con tante feste. Oh, sei là? Che bella Lemmy, ci piace Lemmy. Cos'è quella faccia lì? Non sei d'accordo? Non concordi? È un'espressione non concordante? Amy? Non concordi, Biola? Tu non concordi? Bagno di cane pericoloso. Mattina.
non ho più fatto video. È da una mega fracca di tempo che non faccio video perché sto recuperando quelli vecchi, no? Allora, dai, però questo devo aggiornartelo, dai. Allora, primo su stuf, primo. Secondo sono, guarda, guarda. Tac, ti cazzo qua. No, qua ti cazzo. Sono in una specie di zona industriale perché mi sono cassato davanti, diciamo, al capannone dove domani mi monteranno il frigo nuovo del camper. E io non vedo l'ora di avere il frigo nuovo, veramente. Cioè, l'ho cambiato perché il mio era morto, però insomma era un desiderio latente da un po' di tempo. Latente, da quant'è che non usavo sta parola? Latente. Quel ramo è latente. Il tipo, no, ancora capito, cioè sto qua in camion parcheggiato vicino a me che ogni 5 minuti accende il motore. Quindi, dove abito oggi? Ma sei in camion, dove cazzo vuoi che abito? T'ho detto. Sarei curioso di capire questa differenza di qualità 4K. Allora, qui sei in 4K, sto inquadrando gli alberi che sono illuminati da un lampione. Non posso scegliere la luminosità automatica. Quindi adesso rimetto 1080, che ha anche più fotogrammi al secondo, e poi ti regola la luce automaticamente. Vediamo la differenza. Ecco, questo è il 1080, sempre inquadrando dove stavo inquadrando prima, col spotometer che non ho ancora capito bene come funziona, attivato. Adesso lo disattivo, no, prima era disattivato, adesso è attivo, da capire un po' la differenza. Bene, ho appena svuotato il mio frighetto vecchio perché era tutto spazio, ma non spazio nel senso non lo pulisco, spazio nel senso che aveva tutte le cose gialle, qua mancavano i cosi, sono introvabili, e il congelatore quasi inesistente, quell'altro è un bel congelatore grande. E niente, frighetto, dai. Domani c'è quello nuovo, cazzo. Allora, mamma mia. Zio tuning, devono ancora aprire. Apriranno. La roulotte da rally. Buono la roulotte da rally. Molto buono. Da sperare che non mi facciano danni, non mi ammacchino robe, perché ogni volta che entra qualcuno a fare dei lavori qua ho sempre macchie su per il muro bianco che mesi per farle venire via, scheggiature, insomma. Va bene, dai, speriamo. Bene, ciao abitazione, io vado al lavoro. Buon dai, 35 euro un'ora, quindi in teoria non mi dissanguano. Forte, anch'io voglio più o meno sti cerchi qua. La roulotte da rally. Vabbè, adesso sto aspettando il capo che passi a prendermi. Speriamo. Non ho dormito un cacchio perché qua dietro c'è la pescheria, no? E un camion umbilico col frigo dietro accendeva il motore del raffreddamento, un casino, non ti dico. Adesso ho una sonno intorno. Ciao Airone. No, scappi via, Airone a sociale. Ecco, vedi, io ho dormito lì, quel parcheggio lì. Un'ora e mezza di tempo, non so cosa fare adesso. Sì, perché lo Zingaro qua ha una pausa pranzo lunghissima. Il camper è a montare il frigo e io non so più come farmela passare. Autunno, buongiorno. Dormito niente stanotte, la tipa si girava tipo Sandra Mondaini, cazzo. Per quanto non riesca a esternare la mia felicità, perché prima mattina, no? Il frigo l'ho montato, ho fatto montare al multistore di Jesolo 250 bombe di manodopera. Dicono 200 manodopera e 50 pezzi, porca troia. E non va neanche il 12 volt, cioè non per colpa del frigo, ma dicono che è il camper che non gli dà il 12 volt. Il mio vecchio andava a 12 volt. Adesso lo porterò da qualche altra parte.